Allora, questa è una intercettazione telefonica di Maldestio che parla della faccenda. Maldestio, per quello che ha detto, che adesso vi leggo, non è mai stato indagato, non ne ha fatto niente. È stranissimo perché sentite cosa dice. Sono andato io a trattarla e al signorino, quello che gli ha proposto la cosa, ho detto: guarda, non ti do neanche il biglietto da visita perché ti arrestano di sicuro e non vorrei che te lo trovassero in tasca, ok? Io ho rinunciato, questa è una intercettazione telefonica, quindi è tutto vero. Io ho rinunciato a capire, dice Maldestio, a Vicenza non sono ancora tutti in galera con quello che è venuto fuori, questo meccanismo di triangolazione. Hanno fatto l'operazione che noi abbiamo rifiutato. Quando gli ho chiesto se erano a posto con la testa, mi hanno detto che avevano l'appoggio della vigilanza. E credo che sia vero perché sono operazioni di tale dimensione, di tale manifesta criminale stupidità, che non puoi farla franca se non sei d'accordo con chi ti controlla. Credo che il rifiuto di Veneto Banca sia stata l'origine dei guai con il dottor Barbagallo, il rifiuto di fare le operazioni qui. Quelli me l'avevano detto abbastanza chiaro che era tutto ok, cioè l'ambito è un po' distratto. Potrei pensare al millantato credito, cioè non sta preoccupate gli amici miei e non era vero. Se non se ne fossero veramente accorti, vi potrebbe venire il dubbio, ma non è che puoi passare col rosso, se lo fai deliberatamente vuol dire che sei d'accordo col vigile che sta guardando dall'altra parte. Cioè questo l'ha detto per telefono, ci sono intercettazioni, nessuno ha detto niente. Cioè, questo è un altro confronto fra come agiva Montebelluna e come agiva Vicenza. Allora, a questo punto la domanda è: si può dire che Banca d'Italia abbia dipinto un quadro nettamente migliore del reale per Vicenza e nettamente peggiore del reale per Veneto Banca? Sì. Si può dire invece che il modus operandi di Veneto Banca è sensibilmente migliore di quello di Popolare Vicenza? Sì. Si può dire che grazie a questo quadro Veneto Banca è stata dipinta come una banca messa male che aveva bisogno di essere acquisita? Certo, ad arte. Si può dire che ciò non era vero? Sì. Si può dire che a causa di questo quadro Veneto Banca ha avuto giganteschi danni e che hanno scosso la fiducia dei suoi clienti? Si può dire che tale quadro portava alla conclusione che Vicenza doveva incorporare Montebelluna? Quindi, dall'esito di questa vicenda si capisce che Banca d'Italia non ha solo difetti di vigilanza, nel senso che, come è successo per Carige, non hanno controllato, secondo loro andava tutto bene e adesso sta venendo giù la banca, ma ha fatto anche, non solo l'arbitro, ma ha giocato anche la partita. Allora, aspetto numero 2 della QR, della faccenda dell'esame che ha fatto la Banca Centrale Europea sulle due popolari. Allora, e questo è un problema, un'altra questione che ha creato grossissimi problemi a tutte le banche, ma anche alle nostre due popolari. Allora, la QR viene svolta usando criteri stabiliti precedentemente quando si mette in piedi il meccanismo unico di vigilanza per le banche con attivo superiore a 30 miliardi, quelle che entrano nella vigilanza della BCE. Questi criteri dovevano avere solo un valore statistico, poi il BCE impone il loro recepimento in bilancio. Questi criteri penalizzano in modo significativo le banche che prestano alle medie e piccole imprese, in particolare le popolari italiani. Tali criteri non sono altrettanto penalizzanti per le banche che operano in modo diverso, magari usando strumenti finanziari tipo i derivati, come succede in Europa. Allora, cioè, in pratica cosa è successo? La BCE, per fare la QR, ha utilizzato i criteri che subito aveva detto che non sarebbero diventati legge, perché non lo erano in Italia, in base a delle regole che sono state stabilite in Europa, dove i paesi del nord hanno difeso i loro interessi e hanno fatto in modo che i controlli fossero più leggeri per le loro banche che non operano come le nostre. Le nostre prestano alle piccole e medie imprese e non hanno strumenti derivati. Su di là non si presta tanto alle piccole e medie imprese e si assicurano i crediti con questi contratti che si chiamano derivati. La BCE si è accanita contro il modo di fare nostro e ha lasciato perdere come opera la Deutsche Bank e compagnia. E questo perché politicamente l'Italia non conta niente in Europa.
Allora, però a causa di questi criteri, alla fine la Veneto Banca ha dovuto portare in bilancio nel 2014 una perdita per 1 miliardo di euro. Cioè è tutto questione degli arbitro, perché se i criteri fossero stati diversi non occorreva portare in bilancio 1 miliardo di svalutazioni, perché ti hanno imputato un sacco di crediti deteriorati, ma se cambiavano i criteri non ci sarebbero stati. Di conseguenza anche questo ha agito notevolmente per mettere in difficoltà, in questo caso, sia Popolare di Vicenza che Veneto Banca. Quindi la Banca Italia bastona solo una delle due, la BCE le bastona tutte e due alla pari. Poi sulla base arriva il decreto di trasformazione, quindi responsabilità di Banca d'Italia, responsabilità della BCE che ci ha messo in grossissime difficoltà. Poi arriva il decreto di trasformazione il 1° gennaio 2015 e questo anche questa è una roba che ha creato difficoltà estreme per le nostre due banche. Allora il governo in fretta e furia impone a 10 popolari con attivo superiore a 8 miliardi, non si capisce perché questa roba l'hanno fatta per le banche con più di 8 miliardi, la vigilanza europea entra su quelle che erano 30 miliardi, in Italia tra una proseguo ha deciso 8 miliardi. Impone una trasformazione in SPA entro 18 mesi con successiva quotazione, senza diritto di recesso, senza possibilità di ricorrere alla cosiddetta holding intermedia, cioè la possibilità di votare magari il braccio d'azienda e non la capogruppo che sarebbe rimasta popolare. Questo si poteva fare benissimo, hanno imposto che non si poteva fare. Allora, la BCE fa una circolare esplicativa di questa cosa, viene impugnata e bloccata dai Consiglio di Stato. In base a questa sentenza la Popolare di Bari, leggete le cronache, è ancora popolare, cioè adesso è ancora popolare. Allora, questo decreto porta dentro a essere applicato 10 banche, ok, 10. 7 sono già quotate, sono popolari ma sono già quotate, quindi non hanno nessun problema a trasformarsi in SPA, tanto la loro quotazione è già stabilita al mercato ed era già per terra. Quindi loro, chiamano popolare, chiamano SPA, non cambia niente. Le altre 3 sono Popolare di Vicenza, Veneto Banca e Popolare di Bari. Popolare di Bari è già ancora popolare. Le 2 che sono andate in assemblea dopo aver cambiato i consigli di amministrazione per imposto e che hanno avuto il disastro che c'è stato sono solo le nostre 2. E uno si domanda, ma perché avete fatto il decreto in questo modo visto che ha colpito solo le nostre 2 banche? Un sospetto gli viene che non abbiamo fatto apposta, visto i precedenti che vi ho appena raccontato. Quindi, seconda tegola gigantesca sulle banche, questo decreto che sembra fatto apposta per fregare le nostre 2 banche, perché è fatto ad bancas. Cioè, alla fine è stato applicato solo per Veneto Banca e solo per Vicenza. Allora, imporre ad una banca popolare che quotava come ha sempre quotato rispetto ai valori di bilancio e non rispetto alle quotazioni di mercato, di andare in borsa dopo 18 mesi, è chiaro che chiunque che ha un po' di azioni ci capita. L'Unicredit valeva sempre, adesso va l'1. E poi stessa fine anche a Minta 40 o a 0,4 e vengo subito tutte quante e si è scatenato il fuggi-fuggi. Non fosse bastato tutto quello che è successo prima. Quindi anche se l'hanno fatto in buona fede, perché pensavano che la SPA funzionasse nelle popolari, che è una cagata pazzesca, scusate, perché non serviva, ma anche lo avessero fatto in buona fede, hanno fatto in modo totalmente maldestro, quindi anche il governo ha delle responsabilità enormi, perché le conseguenze di quel decreto hanno messo in grandissima difficoltà le 2 banche che hanno dovuto correre spaccandosi le gambe per fare una roba che non serviva a niente. Tra l'altro fatta solo per le nostre 2, perché le altre popolari sono rimaste popolari, SPA sono rimaste SPA e chi si è visto. Allora, anche questo fa venire il dubbio che da un certo punto in poi qualcuno aveva pensato che le 2 banche popolari Veneto non stava più dentro che era. Allora, sì, poi io dico sostanzialmente che l'idea di far quotare in borsa una banca che secondo te è messa così è come se un concessionario decidesse di vendere una macchina dopo che si è scontrato con un camion in morchio senza fare in carrozzeria. Cioè il meccanismo della quotazione in borsa vuol dire che voi vendete un prodotto e ti lo vendi dopo che te ne dita che fa schifo
Cioè tu mi dici, la roba fa schifo, adesso a venderla, e lì che dico a tutti che fa schifo. E perché devo venderla? Aspetta un momento che sistemo, cioè... E invece no, è stato costretti a venderla. Sto decreto ha avuto molte altre conseguenze. Ha bloccato qualsiasi trattativa di fusione perché non c'era più un valore attribuibile alle due banche. Sostanzialmente in quel periodo, nonostante tutto, Veneto Banca faceva ancora gola a diversi soggetti. C'erano trattative confermate in audizione da Favotto, che in quel momento era presidente, con la Popolare di Verona, e sarebbe stata una roba perfetta perché non c'era il fatto che erano sugli stessi territori come efficienza, ma si completavano perfettamente. In più c'erano delle trattative anche con la BPR, quella dell'Emilia Romagna, anche in quel caso andava benissimo, roba che con questo decreto hanno impedito, perché a quel punto quelli che dovevano fare quanto vale l'attuazione, vale 40, vale 5, vale 10, vale 15, non lo so, allora quotateli in borsa e poi ne riparliamo. E questo è stato un danno gigantesco, perché se Veneto Banca si fosse fusa con una delle due, la storia, vi garantisco, oggi sarebbe totalmente diversa. Avremo una banca veneta molto forte, insomma sarebbe totalmente diverso il quadro. Questo è sparito. Hanno delegittimato anche il CDA, anche quello che ho avuto dopo di Favotto, perché a quel punto hanno detto voi siete qua, siete morti che camminano, perché appena vi quotano, voi le azioni le compreranno chissà chi, arriveranno i nuovi padroni e poi vi mandano a casa, quindi non tratto con voi, non contate più niente. E in più a quel punto, come vi ho già detto prima, c'è stata la corsa a chiedere di affidare le azioni, perché sicuramente non sarebbero più una volta quotate in borsa sarebbero valutate molto meno. A quel punto però torna la faccenda della fusione, perché nel momento in cui tu dici che le banche si trasformano in SPA, le metti in difficoltà tutte e due, a quel punto dici siccome gracciline deboli tutte e due, mettiamoli insieme, chissà che da domani ne ancora una che sana. Cioè, anche questa idea è alquanto balzana. Allora, anche in questo caso le responsabilità di Banca d'Italia sono evidentissime, perché la circolare che la Banca d'Italia ha emesso è stata sospesa dal Consiglio di Stato. Ci sono stati, non so, Loris, Gallina ne parla spesso, i due professori, Capelli e Italia, che hanno fatto ricorso, l'hanno vinto, il Consiglio di Stato ha detto che quella circolare non sta in piedi, quella esplicativa del decreto. Quindi altre responsabilità enormi, come minimo se sei in buona fede non sai fare il tuo lavoro come minimo. Tra l'altro con quella sospensione la Banca Popolare di Bari è ancora popolare, perché è per questo che loro non sono ancora trasformati, perché dicono vabbè, intanto diteci cosa dobbiamo fare, per adesso non si sa. Allora, poi un altro problema grossissimo, anche in questo caso non si capisce perché, è stata l'ispezione della Guardia di Finanza fatta in Veneto Banca in febbraio del 2015, cioè alle 6 di mattina con le telecamere già schierate arriva mezza Guardia di Finanza d'Italia, blocca tutto, statale, cioè una roba, perché era necessario fare un'operazione così spettacolare? È chiaro che aveva messo in difficoltà la banca, non so se vi ricordate, ne ha parlato tutti i giornali, anche quello uno dice ma scusa, dovevi fare l'ispezione, la banca è già messa male, con tutto quello che vi ho appena raccontato, fa l'ispezione senza che diventi un film di mafia, insomma, tutto distinto. E invece l'ha fatta così. Invece l'ispezione a Vicenza arriva solo a settembre, 6 mesi dopo, e non se ne accorge nessuno. Nessuna blocchi statale, nessuna telecamera, fatta sotto silenzio. Anche in questo caso diceva perché la roba fatta così da una parte e non così. Perché bloccavano il centro cittadino, no? Perché di Vicenza in centro bloccavano la città. Per quello. Per quello. Allora, poi mancata vendita di BIM. Allora, Veneto Banca aveva questa banca che si chiama BIM, avevano avuto da una cordata che comprendeva Stodagui, che poi è anche socio di Veneto Banca, Montezemolo De Benedetti e un fondo francese, offriva 500 milioni per BIM, 500 milioni. Con questi 500 milioni probabilmente non era neanche necessario fare aumento di capitale, quello che ha portato Atlante. Non gliel'hanno fatta vendere, perché hanno detto che soprattutto da qui non era un uomo di standing elevato.
Alla fine l'hanno venduta qualche tempo fa, l'hanno venduta a 20 milioni. 27, a me hanno detto 20, mi cambia poco, 520. E non si banca, scusa, ci hai pagato 450 milioni di euro che se noi abbiamo a capitale, con questo, con il fatto che, lo anticipo visto che viene bene adesso, un'altra roba, la Scognamiglio, che è una di quelle della LCA che ha fatto la valutazione dei crediti deteriorati di Veneto Banca, in commissione bicamerale ha detto che ha riportato in bonus, cioè la banca aveva valutato crediti deteriorati tanti miliardi di euro, ma per 800 milioni dopo poche settimane la Scognamiglio ha detto li abbiamo riportati in bonus. Siccome sempre in audizione, mai smentito da nessuno, l'ex presidente del Tribunale di Treviso, Giovanni Schiavon, ha detto che lui è in grado di provare che qualche credito in bonus è stato messo deteriorato e poi ha chiuso delle trattative a basso prezzo. Ciò significa agevolando quello che aveva il credito in bonus, che avrebbe dovuto restituirlo tutto, ma gli ha messo deteriorato e poi con una pipa di tabacco l'ha saldato. Qualche dubbio che ci sia stato un eccesso nel mettere i deteriorati di Veneto Banca piuttosto il buono viene. Tra l'altro un'altra audizione che abbiamo fatto con i confidi, uno di loro ci ha confermato e mi ha mandato un dettaglio scritto che nel 2016, da metà 2016 in poi, l'aumento dei deteriorati sia in Vicenza che in Veneto Banca è stato totalmente anomalo rispetto a tutti i parametri che si potevano utilizzare. Ma perché io ho prodotto tutti i deteriorati in quel periodo e non c'erano grosse differenze rispetto al contesto bancario? È stranissimo. Allora, deteriorati che sono nati come funghi, i 500 milioni di BIM, le baciate che non c'erano. Siccome a Veneto Banca è stato chiesto di fare un aumento di capitale che non ha sottoscritto nessuno, che ha fatto arrivare Atlante, mettendo insieme questi tre fatti non ci sarebbe stato bisogno di aumento di capitale, quindi la banca si sarebbe salvata ancora nonostante il decreto di trasformazione e nonostante le ispezioni sbagliate che c'erano prima. La cosa comica, e mi dispiace per la Scognamiglio, è che lei qualche mese fa ha dichiarato che non intendeva 800 milioni, intendeva 800 posizioni. Cioè io, adesso per carità, ma questa qua ha laureato in economia per quel che vanno ad laurea, ma confondere milioni con posizioni e ti viene in mente di dirlo 2 anni dopo tutto quello che è successo, anche qua mi dispiace, sarò in malafede, ma qualche dubbio che questa qua in qualche modo sia stato consigliato di dire questa roba qua mi è venuto, perché non posso provarlo, ma non fa una bella figura lei, perché è a registrazione la sua deposizione in bicamerale, ha detto milioni e poi ha ritrattato non il giorno dopo un anno e mezzo. Oh, vabbè, comunque anche questo mi fa capire che c'è stato, cioè, una roba che se uno non l'ha vissuta pensa che sia fantascienza e invece è realtà. Allora, il bilancio 2015, alla fine il bilancio 2015 si chiude con 900 milioni di perdite per Veneto Banca e 1,4 miliardi per Vicenza e bisogna fare ulteriori accantonamenti. A quel punto, a causa di tutte queste situazioni, la raccolta, cioè il fatto che la gente vada in banca a portare i soschei, comincia a ridursi drasticamente. Veneto Banca Popolare di Vicenza perde il 28% in pochissimo tempo, cioè un terzo sostanzialmente, e Veneto Banca il 10%. Anche in questo caso vi anticipo che la BCE ha emanato un comunicato stampa nel 2017 dicendo che nel periodo che va dall'inizio 2016 all'inizio 2017, in un anno, le due banche complessivamente hanno perso il 44% della raccolta, cioè hanno dimezzato la raccolta in un anno. Allora, ciò significa che fino al 2016, nonostante tutto quello che vi ho raccontato, magari servava anche a Vicenza, perché il collasso delle banche, certificato dalla Commissione Europea, è successo nel 2016, quando quelli che sono incriminati adesso erano già fuori da un bel tempo. Allora, nel 2016 appunto arriva Atlante, perché ci sono gli aumenti di capitale di 1 miliardo per Veneto Banca, che nessuno sottoscrive, e di 1,5 miliardi per Vicenza. Nessuno sottoscrive, quindi arriva
arriva Atlante che, siccome non c'è nessun altro, stabilisce che le azioni valgono 0,10 euro, 10 centesimi l'una. Non avendo concorrenza, il prezzo lo fa loro e non si capisce il motivo economico della faccenda. Ripeto, per Veneto Banca questo aumento di capitale anche sembra ci sono condizioni per dire che è stato creato, magari non ha neanche bisogno di fare l'aumento di capitale, almeno Veneto Banca. E chi era il più grosso controllante del fondo Atlante? Non è l'intesa fiscale? Certo. Allora, tra l'altro, appunto, tra l'altro Intesa aveva promesso di sottoscrivere un aumento di capitale per Veneto Banca, Unicredit aveva promesso di sottoscriverlo per licenza e poi sono ritirate entrambe, e questo ha permesso che arrivasse Atlante. Siccome i due maggiori azionisti di Atlante sono l'uno e l'altro, anche qua parliamone. Allora, a questo punto, dopo che arriva Atlante cos'è che fa? Propone un'altra volta la fusione, ed è la terza volta. Questa fusione la vogliono fare a tutti i costi. Allora, in quel caso c'è Anselmi, che è venuto in audizione anche lui, che è diventato presidente, nominato da Atlante, di Veneto Banca. Dall'altra parte c'è, come si chiama, quello del Veneto? Mion, perfetto. Allora, Anselmi cos'è che dice della faccenda della fusione? Lui arriva in primavera e già a novembre 2016 si dimette. Lui ha sempre detto, e l'ho detto anche alla nostra commissione, e c'era un articolo anche oggi sui giornali, mi pare, suo, che quando l'hanno chiamato a fare il presidente di Veneto Banca, l'hanno chiamato per sistemare la banca. Lui ha detto in commissione: io ho salvato anche banche messe peggio di Veneto Banca, e ha fatto l'esempio del Banco Ambrosiano, salvato da lui, insomma, e dai suoi collaboratori. Quindi secondo me la banca era ancora salvabile, l'ho detto anche oggi, non ricordo più quel giornale, a metà fine 2016, dopo tutto quello che è successo, secondo lui era salvabile. Ha detto: c'erano banche messe peggio, le abbiamo salvate. Quando ho capito, ci ha detto, che per salvarla loro intendevano fonderla con Vicenza, io ho detto: guardate, da due malati non ne fuori uno sano, se la vostra idea è questa, io tolgo il disturbo e me ne vado. Persona seria, diciamo così, uno dei pochi in tutta questa vicenda, che ha sempre confermato che Veneto Banca secondo lui poteva essere salvata, ma che la strada da non fare per salvarla era quella di fonderla con Vicenza. Una volta capito sta roba, ha rinunciato a tutti i soldi che gli dovevano andare e se n'è andato. E anche questo è significativo, perché nel 2016 vuol dire che la banca sarà ancora salvabile, sicuramente non messa bene come negli anni precedenti, ma si poteva ancora avere la nostra banca. Allora, torna sta faccenda della fusione. Nel 2016 Atlante è costretta a mettere un altro miliardo di euro per le due banche che ormai hanno l'ANSA, che è lo stesso per tutte e due, quindi sostanzialmente ormai si capisce che devono stare insieme, e con questo miliardo Atlante pensa di poterle fondere e di fare una banca unica delle due. Nel bilancio del 2016 ci sono perdite per 3 miliardi e mezzo delle due popolari, dovute per 2 miliardi e mezzo a ulteriori rettifiche su crediti deteriorati, questa esplosione di crediti deteriorati di cui vi ho parlato prima, che diventano 10 miliardi in tutto. Allora, del Confidi vi ho già detto, di Schiavon vi ho già detto che lui è, tutti questi deteriorati hanno in alcuni casi delle spiegazioni insomma non proprio come dire cristalline, e quindi arriviamo appunto a questo punto all'inizio del 2017, in cui sostanzialmente la situazione sta precipitando definitivamente. A marzo del 2017 la BCE dice che servono altri 4,7 miliardi per salvare le due banche. Ormai è un sacchetto, scusate tutto, e le banche sono messe malissimo in quel momento, ma la situazione è precipitata in poco tempo. Allora, io qua faccio una lista dei danni che sono stati fatti dai presunti salvatori, quelli che sono arrivati dopo il 2015, ma su cose che vi ho già detto e non le ripeto. Si arriva a
sì, si arriva all'epilogo finale in cui sostanzialmente non si arriva alla capitalizzazione, non è permesso l'intervento dello Stato, si fa avanti intesa che propone il decreto, quello che è stato poi approvato, con il quale loro hanno già guadagnato 10-12 miliardi, ma possono guadagnarne ancora altri, per avere una banca che, lo abbiamo dimostrato facendo dei conti prudenziali, mettendo insieme Vicenza e Veneto Banca, adesso loro guadagnano perlomeno, dopo aver preso 10 miliardi, 500 milioni all'anno di utile garantito, 500 milioni di utile all'anno, che secondo me non bisogna demordere. Adesso c'è anche un governo che potrebbe farlo. Io non chiedo che ci mettano soldi loro, ma siccome o mi dimostrano che non fanno i 500 milioni e Asedura solo in Veneto con le due banche, oppure vi si chiede per 3-4 anni, no per sempre, 500 milioni lasciano sul territorio, paghiamo gli ex soci e siamo contenti tutti, o altri le vostre banche. Cioè è il punto più forte di tutta la tua banca, cioè qua ormai lo sappiamo, o mi dimostri che non fai gli utili, oppure gli utili per qualche anno lasciali qua. Io continuerei a chiedere la storia, perché secondo me è sacrosanta, al di là di quello che è successo con il decreto del governo. Di conseguenza, e ho finito e mi dispiace, sono stato troppo lungo, cioè qui la faccenda non è finita secondo me, ne hanno combinati di tutti i colori, organi di vigilanza, governo, BCE che ci ha imposto criteri lì, è colpa della politica che non ha saputo difendere il sistema bancario italiano, ma insomma qua hanno bastonato tutti con clave di ghiacciaio. Di conseguenza ci sono responsabilità evidenti che noi abbiamo dimostrato nella relazione, sono scritte nero su bianco, le abbiamo andate in giro per il mondo, continueremo. Adesso hanno detto che fanno la bicamerale, speriamo la facciano, perché quel documento deve essere la base di partenza per valutare quello che è realmente successo in Veneto con queste due popolari. Noi le due popolari non le abbiamo più, le banche in Veneto non ci sono più, perché nel giro di 20 anni tutto il risparmio del Veneto, che aveva consentito di avere un sistema di credito che era il più forte d'Italia, è sparito, a cominciare dalla Cattolica che è andata con il Banco Ambrosiano, le casse risparmio che sono andate mezza intesa e mezza Unicredit, le popolari, cercare di portarne via anche i BCC, che comunque mezze sono a Trento e mezze sono a Roma, quindi anche quelle non sono più vendite. Noi non abbiamo più nessuna banca di proprietà, che significa che il nostro credito è stato portato altrove. Credo che questo crea una situazione di difficoltà enorme, perché un conto è come operano le popolari e le casse di credito cooperativo, un'altra roba siccome che opera le SPA di grandissime dimensioni, e noi abbiamo bisogno delle popolari e non delle SPA. Di conseguenza la battaglia, secondo me, per difendere il territorio è ancora tutta da fare. Io non lo dico a piaceria perché sono qua davanti a voi, però voi siete proprietari di due banche che funzionavano bene, che hanno avuto delle difficoltà e che sono fallite per delle responsabilità evidenti che non sono qua e che non sono neanche dei consigli di amministrazione che adesso sono sotto indagine. No, perché ci sono state delle responsabilità, ma le banche non sono fallite per quello, e quello che ho detto è chiaro e lo dimostra. Bisogna che arrivemo ad avere giustizia. Le banche non ce ne danno più indietro, gli imprenditori dovranno finanziarsi andando a chiedere a queste mega SPA, però almeno che un po' di giustizia e un po' di soldi tornino sul territorio è doveroso. Quindi credo che la battaglia debba essere fatta ancora tutta. Grazie.